Vai! Rispettoso. Ale, comportamento irrispettoso. Bene, signori consiglieri, accomodatevi e inserite le tessere. Andiamo giù a... Andiamo giù. Ah, ma te sei di qua o... Perché vanno giù? Perché c'è un versato. Ah, neanche io non ho fatto niente, No, mi potevo star su. Vabbè. Sei più bello fuori. La gente come noi non molla mai tanto. Fratelli d'Italia, l'Italia sei questa, dell'elmo di Scipio sei cinta la testa, dove la vittoria che porga la chioma e schiava di Roma, di Dio la creò.
si giancia a corte, si affronti alla morte, si affronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Sindaco, rispetta la Costituzione, rispetta i diritti umani dei tuoi cittadini, dimettiti! Dimissioni! 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 Angelo, almeno le scarpe. Non pensa il discreto la lega di atto davanti era uno non gira di Dimissioni! 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 Ci vuole il microfono. Sì, sì. È per quello che sono venuto, lo so. Si sentiva? Dove lo fate il video? Dimissioni! Pedocchi! Vattene a casa! Rispetta i commercianti! Rispetta i lavoratori! Vattene a casa! Dimissioni! 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 Sei incapace! Distruggi il Pordenone! Vogliamo le tue dimissioni! Pedrotti, sei incapace! Distruggi il Pordenone! Noi vogliamo le tue dimissioni! 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 Esatto. Lo so. Fate nostro? Andiamo a fare nostro? rispetto a questi dati riportati dai comuni contrattati, quali sono i dati riportati ai comuni di Pordenone e quindi a quanto ammonta il costo complessivo di sono erogati. Questo vero non è erogati di gruppo, perché viene fatto di Italia. Allora, intanto grazie per l'interrogazione e così mi dà la possibilità di chiarire i fatti per come si sono svolti. I dati richiesti dalla provincia, cioè la prima cosa che voglio sottolineare è che comunque non erano dovuti, questo è il primo fatto. Il secondo, per essere reperiti, presupponevano una rielaborazione, perché i dati erano relativi al 2012 e il comune di Pordenone e quindi diciamo questo, i dati non sono stati inviati non per una mancanza di trasparenza o perché lo spirito diciamo, di collaborazione che penso abbia sempre caratterizzato i rapporti di questa amministrazione sia soltanto mostrarsi sul fronte dell'ONEM, semplicemente il paragone del nostro capo ha fatto con gli altri pubblica promoto e quello non penso una differenza
che però l'anno di livello di servizio segna il nostro, quello di una città che è sicuramente maggiormente attrattiva, che è frequentata quotidianamente da pendolari e non si svolgono, basti pensare a quello che è accaduto questo weekend, manifestazioni che portano centinaia di migliaia di persone. vengono ampliate o allargate secondo la tipologia e la grandezza dei mezzi e dei vettori che prevalentemente vengono utilizzati. Questo è già stato fatto anche in altre aree del mondo. Durante la fase istruttoria per il rilascio del parere di competenza dell'ufficio mobilità è verificato con attenzione la dislocazione dell'area da destinare a carico-scarico merci e ritiene che quella realizzata sia la più funzionale per tutte le attività commerciali esistenti e quindi anche per il supermercato presente all'inizio di via Roma. Inoltre, la localizzazione dei pressi della galleria pedonale è la più idonea in quanto già esisteva una rampa di raccordo consegnale alla movimentazione dei carrelli e altri dispositivi per lo spostamento delle merci e la stessa galleria commerciale comunica in modo diretto con tutti gli altri fronti commerciali sprovvisti di carico-scarico presenti lungo Viale Martelli. Ricordo che in base anche alle tipologie e alle dimensioni dei mezzi non sempre questi possono parcheggiare su stalli di dimensione di 2 metri, 2,50 metri. Tutte le attività commerciali potranno usufruire, mi parla di 6 stalli che potevano anche non esserci, tanto 36%, sono utilizzato per il 36% in un'area non servita, ma servita anche dal parcheggio del tribunale, che guarda caso nella zona per conto di due che tutto ciò del tribunale l'area c'è anche il parcheggio lì. Sarà caso, non si passa nessuno più privato, non abbiamo il fenomeno del PIB, se vediamo completamente, dove il 36% di stati in modo sono utilizzati, perché Presidente,
Il diritto alla contestazione della cittadinanza e non deve interrompere neanche il lavoro del Consiglio. Si ricorda che questo è una soluzione. Si giudicare un servizio pubblico ed è anche un ragazzo. Perciò la invito a togliere, lo faccia lei perché sono devo chiedere l'intervento. Guardi, se vuole chiudere l'intervento io sto protestando come singolo E cittadino. allora chiedo Lo giriamo, guardi, così non lo di dimostro. rimuovere quel cartello. Almeno lo solo ce l'ha lasciato per contestare. Va bene tutto, lo sapete una volta, avete la maggioranza e a mio parere con l'educazione e soprattutto senza prendere in giro potete fare quello che volete, siete una giusta rossa, se avete fatto la mia rossa per portare la gente fuori dal centro a farci chiudere la posta e io ogni bilancio mi dico mai nove appropriato. Adesso l'assessore Zinchi, quando lì abbiamo sempre avuto un supermercato dall'altra parte della strada che per il fondo 2 abbiamo avuto un grande magazzino come la Guanga che per anni, per decenni la gente come caricava, come ci andava, i vestiti, anche i vestiti, come il negozio. Dopo il consigliere Roberto, il gruppo, per avanti, segnalerà un'altra cosa. La gente adesso non si è sentito bisogno, adesso guardano i compagni rossi, però sono fatti stare in una zona dove la mattina si trova un po' il costo dei pesi pubblici, però l'organizzazione rispetto, ditelo. Abbiamo qualcuno che vede il mondo, abbiamo qualcosa da pagare da ringraziare e allora regaliamo se stato, non venite a prendere in giro. Prendere in giro noi, prendere in giro tutti come paesi che abbiamo usato, non abbiate rispetto per le persone. Avete la maggioranza, avete i numeri della vostra, fate lo stesso cavolo che fate, portate rispetto e non prendete in giro la gente. Soddisfazione e soddisfattissimo. Grazie. Dalle martelli, visto che l'area l'esistente non richiede la direzione di una nuova piano scarico. Ora mi consente, Presidente, questa è una vera presa di fondelli per i consiglieri comunali di opposizione, perché non è possibile che nel momento in cui soltanto una nuova attività commerciale appare in quella zona, Presidente, mi lasci concludere? Come no? Come no? È bianco il foglio. Peraltro, dal 1 gennaio 2015, l'Istituto Generale assumerà la gestione del servizio acquedotto in comune di Monterello Cellina, attualmente gestito da altre società, Acque Potabili SpA di Torino, che è una delle cose, determinando un'ulteriore protezione di spazi per le maestranze, per i mezzi e per il mare. In stato di semi-finito di costruzione che avrebbe necessitato di significativi interventi per ricondizionarlo agli usi richiesti. Entrambi comunque con necessità di procedere all'acquisto dell'immobile con un investimento finanziario di somme che, stante la scarsità di risorse finanziarie da dedicare allo sviluppo